Edizione di Treviso dei nostri telegiornali, ben trovati, torniamo in diretta. Andiamo a Mogliano Veneto, doveva essere una celebrazione della storia cittadina. L'invito invece al principe Aimone di Savoia per il centenario di Piazza Pio X a Mogliano, come detto, ha invece acceso una polemica che ha portato l'ANPI a ritirare la propria adesione. Rimango triste perché viene politicizzata una festa che è di tutti, che è identitaria, che è della nostra città. La celebrazione dei 100 anni di Piazza Pio X del municipio e del monumento ai caduti, in programma il 4 luglio a Mogliano Veneto, si trasforma in un caso politico. A far discutere è l'invito rivolto dal comune ad Aimone di Savoia, pronipote del duca d'Aosta, che inaugurò la piazza nel 1926. Per il sindaco Davide Bortolato si tratta di un richiamo alla storia della città e al legame che il duca ebbe con Mogliano durante la Prima Guerra mondiale. Aimone di Savoia è pronipote di colui che 100 anni fa inaugurò la piazza, il duca d'Aosta, che ha una piazza dedicata qui a Mogliano, ma in molte altre città d'Italia, che da qui, da Mogliano, comandava la terza armata. Qui custodiamo anche il labaro della terza armata e qui a Mogliano c'erano le retrovie, però non vogliamo assolutamente celebrare la vittoria della Prima Guerra mondiale, vogliamo ricordare la storia di Mogliano Veneto. E allora all'ANPI cosa si sente di dire? Che si devono studiare un po' meglio la storia, anche perché Aimone non è un erede, non è un discendente del re che non bloccò la marcia su Roma, ma appartiene a un altro ramo della famiglia. Una spiegazione che non convince l'ANPI provinciale e quella locale, che hanno deciso di non partecipare alla cerimonia. Innanzitutto non ci avevano avvertito, hanno fatto una locandina, ci siamo trovati il simbolo senza che venisse discusso come veniva preparata questa celebrazione. Ricordiamo, si parla della guerra del 15-18 e quindi dei morti che ci sono stati. Sarebbe stato bene che anziché un Savoia, anche se del ramo Aosta, venisse invitato uno storico o qualcuno che affrontava quel problema. Sostanzialmente non vengono sviscerate le radici profonde che hanno portato a quella guerra, quella del 15-18, i morti che ci sono stati e le esaltazioni della guerra che ha fatto il fascismo. La guerra non va mai esaltata. Se qualcuno deve imparare la storia deve essere il sindaco di Mogliano, non certamente l'ANPI. Ed è nato a Grande Guerra ancora in corso Angelo Peressini, oggi 109 anni, il più anziano residente del Veneto e il più anziano artigliere alpino. Cin cin. Sono 109 per Angelo Peressini, nato il 2 luglio 1917 a San Daniele del Friuli. È il più anziano artigliere d'Italia, ricordato anche con un post dal presidente Stefani. Decorato con la Croce di Guerra, divenne trevigiano d'adozione quando, tornato a casa dalla prigionia, morte le sorelle e il fratello, venne quasi adottato da una famiglia di conoscenti residenti nella Marca. Assunto dall'anonima elettrica trevigiana, oggi Enel, venne mandato a San Pietro di Feletto nel 1953, dove diventa l'angelo della luce. Io sono rimasto qua a tutelare tutte le persone che hanno bisogno della luce. Sposato con Maria, conosciuta ad una serata danzante, scomparsa dopo 63 anni di matrimonio, ha cresciuto 2 figlie, Adalisa e Rosella, e si è fatto amare da tutto il paese, che lo celebrerà con una messa solenne ed un pranzo speciale con autorità e amici. I segreti di tanta longevità sono semplici. La vita. Ah, Dio, bisogna considerarla leggermente e soprattutto volersi bene, non odio, non rancore, niente. Il papà è una roccia e io ho imparato a conoscerlo ultimamente, più che quando ero giovane, perché era un po' severo, ma insomma ci ha portato fin qua e siamo arrivati e gli insegnamenti sono stati buoni. Posso ringraziarlo. La sua bontà, la sua bontà. Sì, no, è vero, lui non si è mai intrigato con tante storie, ha sempre evitato i litigi e ha tenuto sempre un profilo basso, diciamo, quindi
e poi un po' di pazienza, specie con me ultimamente. Io ricordo Angelo a guardare le partite, finite le partite si mangiava il suo bel panino col pastin, con la cipolla e la sua bella birra. Super Angelo. Che persona è Angelo per lei? Magnifica e rara. Bravo. Angelo è una persona semplice, ma generoso, di sani principi e soprattutto insegna la morale a tanti. E allora anche da parte nostra tanti auguri. A 800 anni dalla sua morte la figura di San Francesco d'Assisi viene ricordata con una serie di eventi anche a San Zenone degli Ezzelini. Sentiamo quali. San Francesco parla anche agli uomini e alle donne del terzo millennio. Al messaggio universale del poverello di Assisi è dedicata la mostra di pittura Francesco, i luoghi e le creature, esposizione collettiva curata da Ama Alpe Madre Acquarellisti, allestita fino a domenica 5 a Villa Marini Rubelli di San Zenone. Sviluppano tutti i pensieri che lui aveva, quindi la natura, il sole, la luna, sorella morte, quindi il visitatore vede a 360 gradi tutta, diciamo, la panoramica, i pensieri che San Francesco poteva avere a quel tempo. A completare il programma sarà la cena medievale su prenotazione di venerdì 3. Sicuramente non daremo agli ospiti pane e acqua, come si presume potesse mangiare il santo, ma sappiamo che poi lui nella sua vita ha vissuto per 24 anni negli agi, quindi figlio di mercanti benestanti eccetera, si dava molto a cene, a feste, a divertimenti eccetera. E quindi proponiamo questa cena al tempo in cui proprio lui mangiava, anche alle corti importanti, no? Il clou sarà presso la Chiesetta Rossa sul Colle Castellaro lo spettacolo storico teatrale ad ingresso libero Francesco il Santo del 1200, scritto e diretto da Roberto Frison, con un cast di 50 persone tra attori e figuranti e un anno intero di preparazione. Mi sono arrivate addosso le emozioni e gli insegnamenti di San Francesco che attraverso questo spettacolo vorremmo riconsegnare al pubblico. Pertanto lo stupore per la vita, per il creato e poi questa povertà evangelica di Francesco che è una cosa incredibile. I fedeli sono confusi. Cercano Dio e lo troveranno. E ora passiamo alle notizie dal Bellunese. Il comune di Cortina ha disposto lo sfratto di una famiglia ucraina che da 3 anni vive in un alloggio comunale destinato inizialmente all'accoglienza dei profughi. Una decisione che l'amministrazione definisce dolorosa ma necessaria per destinare gli appartamenti ai lavoratori dei servizi pubblici. 7 giorni per lasciare l'alloggio comunale dell'ex convento dei frati francescani è il termine fissato dal comune di Cortina a una famiglia ucraina composta da 2 genitori e 2 figli minori arrivata in Italia dopo lo scoppio della guerra, uscita dal sistema di accoglienza dopo che i 2 adulti hanno trovato lavoro stabile. Si tratta dell'ultimo nucleo familiare presente alla Casa dei Frati perché le altre famiglie hanno già rilasciato spontaneamente tutti gli alloggi trovando altra sistemazione. È una scelta meditata, una scelta sofferta umanamente ovviamente perché ci rendiamo conto della situazione. Al tempo stesso preme però evidenziare che come amministratore io gestisco il bene pubblico e quindi l'immobile era occupato senza un titolo, erano venuti meno i presupposti che inizialmente mi hanno legittimato l'occupazione e quindi necessariamente abbiamo dovuto procedere in questo modo. La notizia ha riacceso il tema dell'emergenza abitativa a Cortina, problema di lunga data ben presente all'amministrazione comunale che sta cercando di intervenire. Trovare casa a Cortina è difficile anche perché tendenzialmente i proprietari preferiscono locarla per periodi brevi, questo ovviamente rende più difficile il reperire appartamenti. A questo si aggiunge poi ovviamente i costi. Il comune non è rimasto alla finestra e ha attivato tutti i canali possibili per rendere disponibili nuovi alloggi. Usciranno a breve 2 bandi per i nostri residenti
per 9 appartamenti di nuova realizzazione che sono quelli che noi definiamo all'interno dell'immobile ex panificio comunale in pieno centro a Cortina, e ritengo allo Stato altri 3 o 4 appartamenti ovviamente, quindi complessivamente dovrebbero essere almeno 10, che verranno messi attraverso le procedure di evidenza pubblica a disposizione dei nostri concittadini. Restano nella disponibilità gli appartamenti alla Casa dei Frati destinati al personale dell'azienda speciale alla persona partecipata del Comune che necessita di alloggi per i propri dipendenti. Uscirà anche un bando rivolto ai dipendenti del Comune di Cortina, mettendo a disposizione degli spazi o ad uso floristeria o alloggio di servizio. Nessun rischio chiusura per il Tribunale di Belluno, in arrivo rinforzi grazie alle scelte del governo e alla legge sulla montagna. Lo afferma il senatore Luca De Carlo, che risponde così all'allarme scattato alla notizia del dimezzamento del numero degli addetti all'ufficio per il processo, passati da 8 a 4. Le rassicurazioni sono arrivate dal sottosegretario alla giustizia Balboni, al quale De Carlo ha subito chiesto un incontro. Grazie alla scelta di stabilizzare il personale precario, spiega De Carlo, entro la fine dell'estate è prevista la stabilizzazione di oltre 1 migliaio di unità dalla legge sulla montagna. Inoltre deriveranno norme di facilitazione per il trasferimento di personale nei tribunali di montagna come quello di Belluno. Operativo e con le idee ben chiare. Parliamo del neo direttore generale dell'ULSS 1 Dolomiti, Achille Di Falco, ai microfoni di Antenna 3. Qui ci ha detto un'eccellenza sanitaria. Il primo giorno di lavoro Achille Di Falco, neo direttore generale dell'ULSS 1 Dolomiti, l'ha iniziato prestissimo, alle 6 di mattina, già operativo nel quartier generale in via Feltre, agenda fittissima di appuntamenti, il via con le visite alle case di comunità di Belluno e di Feltre. Ho cominciato da lì perché sono un tassello fondamentale della riorganizzazione del DM77. Ho cominciato da lì perché in ULSS 8 l'ho seguito personalmente fino all'ultimo giorno e quindi fino alla vera e propria apertura. Ho cominciato da lì perché sono un punto di comunione con il territorio. Servono a, non centralizzare i servizi ma renderli coordinati. Una verifica di persona per appurare che le case di comunità non sono solo delle scatole, perché il vero cuore pulsante delle strutture sono le professionalità che lì lavorano. Non si tratta di servizi palliativi per tamponare le esigenze quotidiane dell'utenza, quanto di luoghi pensati per camminare a fianco dei pazienti con cronicità. È un percorso in divenire, quindi punteremo molto su questa casa della comunità, ma questo territorio non può avere solo le case della comunità, perché ci sono delle zone lontane, quindi le case della comunità dovranno lavorare con la tecnologia, c'è sicuramente la telemedicina, ma non possiamo sostituire l'attività domiciliare, no? Quindi le professioni sanitarie, in particolar modo gli infermieri territoriali e gli infermieri dell'ADI, che qui fanno un grandissimo lavoro, rimarranno nel territorio e cercheranno di essere connessi con le case della comunità. 53 anni, originario di Foggia, ma padovano d'adozione. La carriera professionale del dottor Achille Di Falco parte dalla corsia come infermiere, prima di intraprendere un percorso di studi accademico che conta una laurea magistrale in scienze infermieristiche, un master in project management, un percorso di formazione manageriale per direttori generali e infine la laurea magistrale in economia a Roma. Credo di non aver perso nessuno dei gradini che mi hanno portato a questa meravigliosa esperienza di oggi, ma sono stati sempre accompagnati dalla costruzione del percorso istituzionale e quindi anche universitario, e la terza gamba fondamentale è una famiglia che si è costruita e che mi ha accompagnato in questo lungo percorso. Tra le questioni sul tavolo del neo direttore generale dell'ULSS 1, quella dell'elisoccorso. L'elicottero si chiama Falco, quindi farò di tutto, non soltanto per valorizzare quell'attività che ho visto essere molto importante, ma anche in questo caso far capire che è molto importante che sia anche in questo ambito un lavoro di squadra. Gli eventi di questi giorni fanno capire che delle volte attorno all'emergenza ci possono essere delle disattenzioni. Cercheremo di coinvolgere in modo totale tutte le istituzioni che hanno un'attività specifica di questo tipo e la comunità, per far sì di preservare questo importantissimo valore di questo territorio.
Presentato a Monza Brianza il piano industriale di Tecnomeccanica per l'acquisizione di Edim Bosch, operazione che segna l'uscita del gruppo Bosch dagli stabilimenti di Quero e Villa Santa. Il sito bellunese diventerà il polo per l'alto tonnellaggio e la componentistica destinata alla mobilità elettrica, mentre Villa Santa sarà specializzata nel medio tonnellaggio. La FIM-CISL Belluno Treviso valuta positivamente il progetto di rilancio, ma chiede garanzie sulla tutela dell'occupazione. Secondo il sindacato, la riconversione produttiva dovrà essere accompagnata da ammortizzatori sociali condivisi, percorsi di riqualificazione, investimenti in sicurezza e innovazione per evitare ricadute sui lavoratori durante la transizione industriale. Solidarietà ferma e incondizionata. L'assessora allo sport Monica Mazzocoli e condanna degli attacchi personali a lei diretti durante l'ultimo consiglio comunale dal consigliere del gruppo misto Armando Stefani. Fratelli d'Italia fa quadrato attorno a Mazzocoli, che, scrive il capogruppo Alessandro Farina, sta portando avanti il suo mandato con dedizione, trasparenza e costanti risultati per lo sport bellunese. Farina auspica che arrivi una condanna unanime per ristabilire un clima di confronto civile e costruttivo per il bene della città di Belluno. Noi con quest'ultima notizia chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Come sempre grazie per essere stati con noi. Tra poco le previsioni del tempo. Arrivederci.